Questo è come si passava il tempo libero nel Veneto del Settecento. All'epoca la quantità e la qualità del tempo libero variavano enormemente in base al ceto sociale. La popolazione era rigidamente divisa per classi ed era estremamente difficile migliorare la propria. Si stima che i nobili erano meno dell'1%, i borghesi meno del 20% e il resto faceva parte delle classi popolari con decisamente poco tempo libero. I nobili gestivano rendite e partecipavano alla politica, ma avevano il privilegio di avere molto tempo libero. Andavano a teatro, a feste private, frequentavano salotti letterari e soggiornavano d'estate presso le loro ville di campagna. Particolarità della città di Venezia era il gioco d'azzardo legalizzato, il carnevale che durava mesi e una vita notturna vivace, aperta anche alle nobildonne. La borghesia aveva meno tempo libero, mercanti e artigiani lavoravano molto, ma si concedevano pause regolari, soprattutto la domenica. Andavano anche loro a teatro e frequentavano i caffè pubblici dove leggevano e parlavano di politica e affari. A Milano o Firenze la borghesia aveva svaghi simili, ma Venezia aveva molti più eventi pubblici e locali alla moda. I contadini invece avevano pochissimo svago. Il loro tempo era dettato dalla stagione agricola, lavoravano dall'alba al tramonto e avevano poche pause vere e proprie, che impiegavano andando alle funzioni religiose, fiere e sagre di paese. Bere in compagnia era invece un'attività comune a tutte le classi sociali, ma in locali e contesti diversi per ciascuna. Leggere era un passatempo solo per pochi, più della metà della popolazione era analfabeta. La Serenissima, oltre ad avere una forte editoria, stampava anche carte da gioco. Le classi sociali preferivano diversi tipi di giochi, alcuni come la briscola esistono ancora oggi. Non esisteva il concetto moderno di vacanza, viaggiare era faticoso e rischioso e i forestieri erano spesso visti con sospetto. Uscire dalla propria città o paese era estremamente raro, e a farlo erano quasi esclusivamente i nobili e chi doveva farlo per lavoro. Dato che la natura era vista come un'insidia da domare e non come una bellezza da ammirare, per una persona media dell'epoca era impensabile andare sui colli o in montagna per svago. A maggior ragione non sarebbe andata al mare d'estate, dato che se vestirsi in pubblico andava contro il senso del pudore.